Ben ritrovati amici di Diffusion, con un giorno di ritardo rispetto alle nostre abitudini, ma ieri abbiamo lasciato la linea ad Ara Pacis per parlare delle elezioni. Bene, chiudiamo la parentesi della politica e riprendiamo con il nostro consueto appuntamento con Diffusion, il contenitore in cui ogni giorno della settimana ci occupiamo di voi. Oggi, come ogni martedì, lasciamo la parola a Paola Sini e ai nostri legali perché parliamo di recupero crediti. Buongiorno a tutti, grazie a Deborah per la linea e benvenuti a una nuova puntata di Dilex. Oggi affrontiamo un argomento che secondo me ha interesse per molti ed infatti chi di noi purtroppo non si è trovato a dover far fronte con dei crediti ed infatti affrontiamo proprio l'argomento del recupero dei crediti. Quindi tutte le volte che ci troviamo a credito appunto con qualcuno che non ci ha pagato una fattura, un committente, una questione di lavoro, c'è un modo per poter avere indietro i nostri soldi, cioè quello che ci è dovuto. Per l'occasione accogliamo i nostri due avvocati, il nostro avvocato Marco Minoccari, operante in Imola, e il nostro Pier Francesco Foschi, operante a Forlì. Allora, cosa possiamo dire? Quali sono i meccanismi che ci permetterebbero di recuperare appunto quello che ci è dovuto? Allora, io fatto questo breve cappello, effettivamente devo dire che il problema del recupero crediti è molto sentito oggi, perché con l'attuale crisi di denaro e di circolazione comunque di contanti, effettivamente recuperare i crediti sta diventando comunque un problema serio. Quando parlo di recupero crediti parlo comunque alla fine di un concetto abbastanza generico che può essere trasversale e posso parlare comunque di crediti di lavoratori dipendenti verso i propri datori di lavoro, crediti derivanti da prestazioni lavorative fatte da professionisti, fatte da artigiani, crediti comunque di aziende che hanno venduto beni o servizi comunque a terzi, quindi ai propri clienti, ma possono essere anche crediti comunque molto più semplici, derivanti, non so, da privato a privato, un privato ha fatto un lavoretto occasionale per un'altra persona, oppure ha venduto una bicicletta, un motorino, un'auto tra privato e privato. Insomma, le situazioni possono essere comunque le più svariate. Parlo chiaramente però comunque di crediti tendenzialmente vantati da privati o aziende, non dallo Stato, perché l'esecuzione comunque dei crediti dello Stato la terrei comunque a parte. Per carità, quindi è un argomento che si relaziona con quelli che sono i problemi dei comuni cittadini, lavoratori. Che potrebbero capitare a tutti noi, insomma, perché poi tra l'altro anche questa trasmissione è fatta per un uso e consumo abbastanza generale, quindi un po' per tutta la popolazione. Ecco. È un po', Paola, quello che dicevamo in tante altre puntate, quando ci chiedevi, ma è sempre solo una questione di soldi in diritto. E questa è la seconda fase, traduciamolo. Cioè, le altre volte ci è capitato di discutere di come vantare un diritto, come ottenerlo, come vedere riconosciuto un rimborso, un risarcimento. Ecco, immaginiamo, rispetto alle altre volte di cui ci siamo occupati di questo, di essere arrivati a vedere riconosciuto un nostro diritto. Perfetto, quindi siamo alla fase esecutiva, benissimo, cioè ci occupiamo di quello. O perché abbiamo già un titolo in mano e diremo quali sono, o perché un giudice ci ha riconosciuto un nostro diritto economico suscettibile di una valutazione economica e quindi abbiamo una cifra determinata che dobbiamo andare a recuperare. Se lo fa spontaneamente il problema non si pone, ma proprio la situazione di crisi attuale, oltre ai casi proprio di una persona che non voglia far fronte a questo, ci sono anche dei casi di impossibilità. Come si fa? Ahimè, questa è una delle fasi più ardue, più dure, perché... Quindi in che senso? Impossibilità? Cioè che la persona che dovrebbe pagarci realmente non ha i soldi per poterlo fare? Allora, ti dico, anticiperei però quello che ha detto l'avvocato Foschi. L'avvocato Foschi è già arrivato comunque quando hai una sentenza o un decreto in mano. Io anticiperei prima, cioè faccio un caso classico. Viene da me comunque una persona, un artigiano, e dice devo avere dei soldi da un cliente al quale ho fatto certi lavori. Allora, intanto il problema è appunto la determinazione del credito. Cioè ci sono dei passaggi comunque logici da poter fare per capire come procedere. Il primo è determinazione del credito, cioè spesso si dice ho fatto un lavoro e devo avere comunque 2.000 euro. Ho fatto la fattura. La prima cosa da chiedere è, ma questa somma, chi l'ha determinata? L'avete determinata congiuntamente, cioè tu e il cliente, o l'hai determinata tu in base a quello che era la tua valutazione discrezionale?
Primo punto. Beh, un attimo, normalmente quando un professionista viene a farti un lavoro non si fa un preventivo e quindi ci si accorda Si può fare, preventivamente? ma non è detto. D'accordo. Faccio il caso tipico di un avvocato, viene da me una persona, ha un'urgenza impellente, c'è da fare un atto entro il giorno dopo, tante volte non riesci neanche ad avere il tempo di poter comunque calcolare determinare. precisamente. Comunque o lo determino con un contratto perché specificamente ho indicato gli importi o altro, oppure quando non c'è un contratto per professionisti, ma anche per artigiani, ma anche nelle vendite di prodotti diffusi ci sono dei tariffari, dei listini. Cioè, è un po' dal barbiere una volta c'era il listino attaccato con quanto costa barba e capelli, l'avvocato quanto costa il decreto ingiuntivo, l'atto di citazione, e la vendita di uova o la vendita di automobili, adesso no, quello ha un listino dato dalla casa produttrice, ma certo. in ogni settore ci sono comunque alla fine anche solo degli usi o delle indicazioni che possono consentire di ricostruire il valore economico di quella prestazione, anche se non c'è stato un contratto. Sì. Comunque il primo punto appunto è, quando vanti un credito, è arrivare al punto definitivo, cioè la quantificazione e determinazione oggettiva del credito. Dopodiché, comunque alla fine, cosa bisogna fare? Una volta determinato, bisogna capire qual è il processo per poter obbligare controparte, cioè chi deve pagare, a pagare effettivamente. Perché è ovvio che comunque nella normalità dei contratti, cioè nella fisiologia, diciamo così, dei contatti tra le parti, uno ti fa una cosa, l'altro ti paga, è tutto chiuso. E via. Questo è nella migliore delle ipotesi. Nella patologia dei rapporti può sorgere il problema che magari uno ti chieda troppo rispetto a quello che ha fatto, e quindi anche il problema della determinazione c'è. Poi c'è un problema comunque appunto di che cosa? Dell'ottenimento del titolo esecutivo, ovvero sia, se una persona non ti vuole pagare, tu cosa fai? Devi ottenere comunque una sentenza o un decreto ingiuntivo, una cambiale protestata, che ti possa consentire di poter procedere ad esecuzione forzata contro i beni o il patrimonio del debitore. Benissimo. I beni del patrimonio del debitore cosa sono? Sono comunque alla fine i beni mobili. Certo, la sua casa, qualunque cosa, le sue proprietà crediti, che possono il lavoro, fare da indennizzo. C'è un articolo nel Codice Civile 2700 che dice che il debitore risponde con tutto il suo patrimonio. Anche con la moglie. Scusate. Se la vogliamo inserire nel patrimonio, 2000 anni di civiltà ci hanno portato... Si sente di persone che poi, non certo in queste situazioni, no, però... E quindi, dovendo rispondere con tutto, avrò bisogno di un titolo che consenta, vado all'estrema conseguenza, ma per farlo capire, all'ufficiale giudiziario di andare a bussare alla sua porta o presso il suo conto corrente o presso il suo datore di lavoro, adesso vedremo tutte le singole poste aggredibili, che consente all'ufficiale giudiziario di dire in forza di questo titolo dammi questo bene. Che è un po' quello che fa insomma anche lo Stato nel momento in cui non vai a pagare le tasse e quindi si appropriano di quelli che sono i tuoi beni per risarcire gli eventuali crediti. Benissimo. Quindi arrivati alla determinazione, arrivati comunque al titolo esecutivo, che comunque può essere oggetto di che cosa? Di un ricorso per decreto ingiuntivo o di una causa vera e propria. Ecco, quindi comunque non è detto che comunque il titolo esecutivo ci si arrivi in 0 secondi, perché anche se c'è un contratto tra me e te, per esempio, dove abbiamo scritto che io ti ho fatto questo lavoro, tu mi devi pagare 2000 euro, questo contratto lo dice, ma questo non mi consente di poter agire contro il tuo patrimonio per avere questi soldi. Ci vuole sempre una pronuncia giurisprudenziale, cioè del giudice, che sia appunto un decreto ingiuntivo o una sentenza che dice sì, è vero, ordino a Tizio e Caio di pagare a me la somma di 2000 euro. Quindi ci vuole un ordine del giudice, quello si chiama titolo esecutivo, che consente appunto all'ufficiale giudiziario di poter andare a pignorare i beni del debitore. Ecco, diciamo magari subito che per arrivare a questo titolo esecutivo, perché il tempo è importantissimo, perché non riscuotere un credito per anni mi porta a essere debitore. Certo, ma crea anche dei problemi. È questo il problema. Si basa su quelli che dovrebbero essere i suoi guadagni. Infatti, il problema è il tempo, oltre all'entità del credito, e una delle tutele, ci sono alcuni strumenti. Il più classico appunto è il decreto ingiuntivo che mi consente di arrivare prima ad avere un titolo esecutivo nel giro di qualche mese. Un paio adesso dipende dagli uffici giudiziari. Diciamo nel giro di pochi mesi anziché di anni, questo per chiarire. Per avere questo però devo avere dei documenti, delle precondizioni che mi consentono di averlo. Non posso dire io voglio un decreto ingiuntivo facile, tutti lo vorrebbero. Sostanzialmente ci vuole la prova scritta del credito. Bene. La prova scritta del credito, che è un documento proveniente dal debitore o un contratto, per esempio, che è sottoscritto anche dal debitore, dove si
sia scritto la somma, comunque alla fine, che il debitore deve pagare al creditore. Ci sono altre condizioni comunque alla fine che possono essere anche comunque scritture, cioè le fatture emesse da un professionista o da un imprenditore nei confronti del debitore, se vengono comunque autenticate con scrittura contabile, con estratto di scrittura contabile da notaio, possono essere validi come documento ai fini della richiesta del decreto ingiuntivo. Comunque non vorrei complicarti troppo l'esistenza, Paola, anche perché sennò vedo che lo sguardo sta cominciando ad annebbiarsi. Esatto, ecco, dicendolo in due parole, o è il debitore che ha firmato e si è riconosciuto debitore, quindi è come un assegno, cioè io cosa faccio quando firmo un assegno? Dico sì, te li devo. Certo. Quindi dicendo sì, te li devo ho tolto la necessità di dover dimostrare l'esistenza del credito. Oppure in determinate condizioni il professionista, l'artigiano con una fattura, la fattura se vidimata dal notaio è come quel sì te lo devo. Cioè un terzo, un pubblico ufficiale, un notaio ha detto che quel credito esiste, c'è nelle mie scritture. Allora, in questo caso arrivo prima. Perfetto, a proposito di fatture e di casi concreti, così anche i nostri telespettatori riescono a entrare nel vivo, io leggerei la prima delle mail che ci è arrivata, che è proprio un professionista che si ritrova in questo tipo di problema. Risponderete poi a vostro piacimento. Allora, sono un idraulico e ho effettuato lavori presso una famiglia, ma pur dopo varie telefonate non mi pagano ancora la fattura. Cosa posso fare? Quindi nell'effettivo una persona che cosa deve fare? ABC, primo passo. Allora, il primo passo è andare dal notaio, cioè se non c'è un contratto, quindi la persona e la famiglia presso la quale lui ha lavorato non ha firmato nessun preventivo accettandolo o non ha firmato nulla, c'è solo una fattura. Questa fattura comunque alla fine è un atto unilaterale dell'idraulico, sì. Può andare a chiedere un decreto ingiuntivo previo estratto autentico delle scritture contabili. Notifica il decreto ingiuntivo, se la famiglia non fa opposizione, il decreto ingiuntivo diventa titolo esecutivo e si può fare esecuzione. Benissimo. Quindi cosa succede? Ottenuto quindi questo decreto ingiuntivo, può andare con l'ufficiale giudiziario a pignorare il patrimonio di chi? Di marito e moglie che hanno ordinato quei lavori in quella determinata casa. Ecco, prima di arrivare a questo, sì, c'è un controllo per verificare se c'è una liquidità, una disponibilità di questo denaro? È opportuno. Bravissimo. È il punto esatto, quello. Perché prima che ti vengano a prendere la televisione. Insomma. No, ma ti spiego perché, guarda, perché il punto è quello. La procedura per arrivare comunque al titolo esecutivo, cioè la procedura che passa attraverso il decreto ingiuntivo o la causa, è una procedura comunque costosa. Certo. Allora, nel momento in cui una persona si rivolge a un professionista per chiedere comunque il recupero del credito, cosa fa qualunque professionista? La prima cosa che fa, manda una lettera. Gli dice, guardate che dobbiamo avere questi soldi, volete risolverla amichevolmente o no? Anche perché la lettera, diciamolo subito, fa decorrere anche gli interessi, perché se non era pattuito diversamente, perché abbiamo detto il problema del credito è anche il tempo, se non era pattuito nel contratto, l'idraulico dell'esempio, mettiamo che non lo paghino per un anno ed è un lavoro importante, ha diritto anche agli interessi. Mandando la raccomandata, cioè mettendo in mora, come si dice, il debitore, intanto da quel momento abbiamo una data certa da cui calcolare gli interessi. Quindi prima la letterina, come si dice volgarmente. Sì. Poi, anche perché è giusto passare per una fase stragiudiziale. Poi, come dicevi, e prima però di agire giudizialmente un accertamento per quanto possibile. Perché siccome poi la procedura per decreto ingiuntivo o la causa ordinaria hanno dei costi, cioè si rischia spesso di arrivare comunque ad avere questa sentenza, questo decreto ingiuntivo, che poi alla fine può rimanere privo di riscontro. Perché? Perché il debitore in realtà è privo di qualsiasi bene, almeno ufficialmente. Cioè, può capitare che uno non abbia nessun immobile? Sì. Sì, certo. Può capitare che uno non abbia nessuna macchina intestata? Assolutamente sì. Può capitare che uno non abbia un lavoro come dipendente? Purtroppo sì. Bene. Allora può anche capitare che uno abiti in una casa in affitto con i beni mobili di quella casa che sono di proprietà del locatore. Certo, e quindi non suoi, ma del padrone di casa. Benissimo. Sostanzialmente nulla non tenente. Ha niente. Non ha niente. Esatto. Non ha nulla di aggredibile, perché poi c'è un aspetto teorico, sì, posso andare, allora dice uno, ma come fa a vivere? Fa l'artigiano anche il debitore, lavori occasionali, riesce ad incassare, ma dove li mette? Perché può anche tenerli in contanti, può avere un conto a nome di qualcun altro, cioè certo. Il rischio che tutta la procedura che si è messa in moto porti poi a un nulla di fatto, delle volte è tangibile.
Allora, prima di iniziare una qualsiasi procedura di recupero del credito, spesso effettivamente, secondo me, un oculato professionista che voglia fare un lavoro comunque, voglio dire, fatto con un minimo comunque alla fine di, devo dire, decoro, ecco, dovrebbe fare questa previa valutazione. Cioè dovrebbe capire da chi sta andando, chi è il committente del suo lavoro. Cioè prima di iniziare, del debitore, prima di iniziare tutta la procedura, quindi di far corrispondere comunque danari comunque al proprio cliente, dovrebbe a mio parere fare uno screening di quelle che sono comunque le patrimonialità del debitore, cioè ha dei beni immobili. Perché altrimenti non ne vale la pena, nel senso rischia di spendere ulteriori soldi per pagare una procedura, per non prendere quello che doveva avere, quindi aggrava la sua situazione. Certo. Però anche su questo ti devo dire una cosa, spesso vengono da noi clienti che hanno fretta di incassare subito il recupero crediti e devo dire però una cosa, che non è detto che se il debitore non ha nulla oggi non lo abbia domani. Ah beh sì. Quindi quello che io spesso dico anche ai miei clienti... Intanto ti munisci di un titolo. Ha detto, intanto ti munisci di un titolo. Non pensare che si possa riuscire a cavare, si dice, il sangue dalle pietre, perché non è possibile, però non è detto che una persona che oggi sia in difficoltà, domani non possa ritornare comunque. Quindi non c'è un tempo, un lasso di tempo? Il tempo c'è, sono i tempi della prescrizione, che in questo caso una volta che un giudice mi ha munito di un titolo, se erano anche inferiori, perché non ti faccio perdere tempo, ma ci sono termini di 3, 4, 5 anni, in quel caso sono 10 anni e quindi io a quel punto ho una prescrizione ordinaria, devo solo stare attento allo scadere dei 10 anni di continuare a coltivarla. Qual è il meccanismo? Che se il mio debitore gioca sempre il fattore tempo, è una persona, per esempio, anziana, ed è nulla tenente, c'è veramente da valutare questo. Quello che diceva l'avvocato Minoccari è quello che oggi è nulla tenente, che ha 25, 30 anni o 40, rimarrà nulla tenente per tutta la vita? Cioè, se io continuo a mantenere quel credito vivo, quel titolo di credito, la speranza è prima o poi lavorerai. Che te lo possa restituire, che ti dia quello che ti è comprendo anche la vita del debitore che in queste situazioni diventa una vita d'inferno perché è una sì, chiedo una cosa io, si può chiedere a qualche annesso, nel senso qualcuno di famiglia, c'è la possibilità? No, è solo individuale. Però c'è un'indicazione, un caso classico che è quello del pignoramento dei beni mobili nell'abitazione. Quello è un problema che si presenta sempre e che sfugge a tutti. Tutti dicono, beh, il debitore è mio figlio, la debitrice è mia moglie che non ha un lavoro. No, c'è una presunzione di proprietà di tutti i beni mobili, perché i beni mobili, la casa sappiamo di chi è, la macchina è registrata, è intestata a una persona. Quello che è in casa, che nelle situazioni più tragiche, la televisione, il divano, che l'ufficiale giudiziario arriva a pignorare, uno dice ma non è del figlio o della moglie nulla tenente, è mia, io ho un lavoro e non sono il debitore. C'è una presunzione di proprietà, quindi attenzione che tutti i beni che si trovano in un'abitazione fino a prova contraria sono del debitore. Benissimo. Se anche coabita con altri, Quindi se per caso c'è un gruppo di studenti. Esattamente, cioè quindi anche gli, marito, anche moglie, gli altri si ritrovano privati della televisione, esatto. D'accordo. Tant'è che spesso un escamotage usato è quello di fare dei contratti specifici tra gli appartenenti allo stesso nucleo familiare, ove si determina comunque alla fine di chi sono comunque i beni presenti in casa, quindi si fa proprio un elenco e che è in odore di pignoramento, spesso fatti di questo tipo, e tende comunque a registrarli anche all'Agenzia delle Entrate affinché la data certa la renda opponibile ai terzi creditori. Addirittura. C'è una guerra tra creditori e debitori con misure e contromisure dove... Esatto, anche perché effettivamente adesso, il pignoramento poi di beni mobili presso l'abitazione è ormai una procedura desueta perché fa pressione effettivamente comunque nei confronti del debitore, perché vedere su un ufficiale giudiziario in casa che ti pignora il divano e il televisore per piccoli importi, ecco, esatto. Per qualche migliaia di euro può valer la pena perché magari i beni valgono meno, ma il debitore o i suoi familiari alla fine, pur di mantenere l'esempio della televisione o del divano, scende a miti consigli e decide di pagare. Per importi superiori, di una certa entità superiori, assolutamente fuori misura. Spesso è anche antieconomico perché comunque pignorare un divano o un televisore che va venduto all'asta con i diritti fissi dell'istituto vendite giudiziarie, con i diritti del commissario che magari comunque deve chiedere comunque la valutazione dei beni, cioè rischi di spendere più di quello che si ricava dall'asta. Quindi spesso è anche antieconomica questa cosa. Quello più utilizzato invece ormai, se c'è il pignoramento presso terzi, tradotto è il prelievo del quinto dello stipendio presso il datore di lavoro, o della pensione. O della pensione.
o il pignoramento del conto corrente se è attivo, perché il segreto bancario è una pia illusione comunque. Ah sì? Sì, ti dico questa cosa. Se uno è debitore sì, certo, sì, perché il creditore può pignorare tutto ciò che c'è presso il conto corrente una volta che ha quel titolo che dicevamo prima. La banca deve dichiarare, almeno a quella data, in quel momento, a quanto ammonta il più o il meno di quel conto corrente. Quindi se c'è un più, alla faccia del segreto bancario. Sì, mi viene soltanto il pensiero che effettivamente una persona che va a fare, un qualsiasi artigiano, un qualsiasi libero professionista, ma anche voi stessi che date udienza a chiunque ne abbia bisogno, effettivamente non sapendo chi ti trovi davanti nell'effettivo, a un certo punto, al di là di affrontare le sue credenziali, di poter o meno pagare, dopo non aver avuto appunto la fattura assolta, come fai a proteggerti? Dovresti sapere il curriculum delle persone che vengono lì a chiederti lavoro. Ci sono società che fanno ricerche in questo campo molto accurate, insomma anche associazioni di categoria, di qualunque categoria professionale, fanno ricerche sulla solvibilità, sul rating. Sul rating, proprio c'è un credito, viene dato il credito, cioè nel senso godere di un certo credito, non è solo il credito monetario. Ma sì, ma perché mi è proprio venuto in mente anche delle amiche e degli amici proprio avvocati che fanno la vostra professione, che si trovano magari a dover affrontare delle problematiche con extracomunitari che non hanno delle grandi potenzialità, disponibilità economiche, e si ritrovano a doverli rincorrere come, è il fiuto commerciale, come se fosse veramente. La verità è questa, che con questo chiudiamo questa puntata, la verità è che quando hai davanti chi che sia un professionista o non un professionista, bisognerebbe comportarsi come quando vai dal medico, quindi fai la visita e paghi. Quando le persone si ritrovano in situazioni diverse dovrebbero non mettersi neanche a dover permettere agli altri di combattere per poter prendere quello che in realtà è il loro diritto. Ci batteremo per una moralizzazione della società. Assolutamente. Lo diceva Cesare Beccaria, il problema dei debiti è che ognuno pensa sempre di poter assolvere i suoi e di recuperare gli altri. È l'illusione del commercio. È la grande illusione, esatto. Si spende, ma non si paga mai. E con questo chiudiamo la puntata e vi diamo appuntamento alla prossima, ringraziando il nostro avvocato Minocari e il nostro avvocato Pier Francesco Costi. Ciao, buonasera. Grazie. Grazie a voi. È il cruccio di tutte le donne, amici. Non sto parlando del recupero crediti, ma vi sto anticipando l'argomento della puntata di domani di Diffusion, che è mercoledì, certamente lo sapete, e quindi andiamo assieme al Palace Beauty & Spa di Imola. Ma qual è il cruccio di tutte le donne? La cellulite. Bene, domani tra l'altro scopriamo in che modo combatterla.